Dov'è? Carosone, dov'è? Eccolo qua, il giovanotto, il ragazzino, eccolo qui. Eccolo. Benissimo. Prendiamo il centro della scena. Ecco, siamo qui. Benvenuto, buonasera. Buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Se teniamo il microfono vicino... Io io lo so che lei è abituato a cantare senza microfono, perché ai suoi tempi, quando cantava, voi cantavate liberi, usando soltanto l'espressione che poi ognuno di voi aveva dentro, e cacciavate questa voce incredibile che arrivava dappertutto. Adesso con tanta amplificazione, con tanto wattaggio, non riescono a far arrivare la musica dentro, mentre un tempo lo si faceva in modo molto... Adesso vediamo. Benissimo, io stasera sono proprio curioso di sentire e riprovarle queste emozioni, perché purtroppo, non essendo né nolano e non essendoci stato all'epoca, ho voglia di riviverle, e penso come tutti i telespettatori da casa. Però stasera usiamo il microfono, perché è giusto che lo usiamo stasera, perché per migliorare quello che sia un po' l'audio. Esatto, Io le do il benvenuto, lei può dire quello che vuole senza problemi. Prova, si sente, prego. Pronto? Pronto? Ci siamo, allora sì, mi sentono da casa. No. Perfetto, allora io volevo sapere una cosa. Tanti anni di questa bellissima festa dei Gigli, c'è qualcosa da raccontare, qualche piccolo aneddoto, qualcosa che è rimasto dentro e che magari fino a stasera non è riuscito a raccontarlo a nessuno? Ci sta qualche ricordo? Come no? Raccontiamo qualcosa. Dunque, prima si faceva festa non Giglia, ma non si vede più. Purtroppo si è cambiata, perché la gente anziana non si vede una festa. E come mai? Perché prima, quando io ho cantato per 45 anni a Nola, e quando si suonava il sabato, la mattina, caro so, domani mattina alle 8:30 ti devi trovare a 9, e alle 8:30 e 9 si alzavano i Gigli. E quando andiamo a mangiare l'una, caro so, e 4 devi trovare a casa, e 4:30 si alzava, ma io sono l'11 mesi la mattina, e 9:10 a sera. Non anziano, quando uno si vede i Gigli. Scusate. Quindi una cosa saputo proprio. Ma non va bene così, allora, caro so. Che quando trasevano i Gigli, mi sono visto qua, era una festa veramente. Perché se girava con me, si passa, si faceva tutto quanto un giro attorno, e poi si posava posto suo. Ma invece, a quando trase una rete è stata pure su. Purtroppo i tempi cambiano. Va bene, i tempi cambiano, ci sono altre esigenze. Però è giusto guardare un po' indietro, perché guardando un po' indietro si rischia di non fare errori avanti. Una sola cosa volesse, che la musica, diciamo, il tempo delle canzoni deve essere più calma, perché prima si prendeva tutta la canzone e poi si alzava il Gigli. Ma invece sono il Gigli prima che finisce la canzone. Non so se mi sono spiegato. E poi chi che comando il Gigli, per il comando che dice niente, mai. Quasi e poi sono il Gigli. Ma perché oggi, mi spiego io, diciamo che riprendiamo il nostro discorso, è diventato molto molto interessante, però io, come tutti quanti da casa e come il nostro pubblico, perché qua abbiamo stasera un po' la partecipazione un po' di tutte le paranze, tutti i Gigli messi di festa, quindi stasera ci sono proprio tutti, una piccola compagine di ognuno, e altri stanno per arrivare, e da poco sono arrivati. Do il benvenuto a chi è arrivato da poco, ma adesso è arrivato il momento di io la voglio sentire cantare come la vogliono sentire cantare da casa. Lei ci fa ascoltare i 100 paesi. Ci fa prima tutto, ci urimi che i 100 paesi. Allora fate quello che volete, l'orchestra è a vostra disposizione, prego. Carosone, l'applauso, grazie. Alcune sono brutte ed altre belle. A votata vacca e a votata valla, sentitemi buone che vado a parlare. 100 parole che lettera, 100 una vanaggia conta, tutti i paesi già camminata,
tutto il ritmo son parato, le castagne fanno a mondè, e liette fitte in ospitale, te femmine bello sui lavorane, la pasta fino fanno a pallina. A saluto sta Montefò, che roba cappotto su Ponteco, la mortatella murucuglia, e su passate fanno a mugnà, e ponte bacchette fanno a baià, e mangia ciapollo si trova una pelle, e gravunare stanno a sporò, e spurtallare si trova una schiava, e spaccamondo su tuoi figli, e mangiaruca la stanno a rocca, e zingaresca su i ciccià, e squarciugello sui campasà, e scarpesa santo sui ciummati, e figli soldati su enulà, e concia seggia stanno a sambà, e piccia pagliare su i marzà, e imbriacune stanno a laura, o fiena bella sta a murgià, e contrabbanda si trovano a pa, ne mangiatozzolo sui sar, ne pastanache stanno a nucè, e maccarone fanno a gragnà, e sciacquapalli che stiella a ma, e commercianti si trovano a do, e marrataiuole ratorro gri, che i traditure poggia marì, e vada caro sugli passà, e pommarole San Valentì, e figlie principe Ottavia, e mangia lupine Costantinople, coglia brune stanno a somma, e figlie munici San Giannà, e figlie prive te Savia, una disperazione sta sciccia, e mangia pane sugli fai ba, le ruffiane stanno a maglià, e cortapunnello sui marglianelli, e patanare stanno a bruciare, e vasulare sugli ste, e cavallare sui pomiglià, e fattucciare sui Sant'Anastà, e vicino sta pollano troccia, 3 paesi e una parrocchia, e mangia scagnuzzi sugli cerlà, con pane alice sta a San Felice, chi le rariezze e da Maurizio, se capo e casette capo capè, e te io cane va marciani, sa mozzarella sta cardi, con capo quello sta giulia, e pazza sta nave, sa la ciapolla stanno a fravola, e puliero sui casoronu, e parolana stanno a volla, e uttara stanno a te, e tozza so che barri, se mari un cielo se pontici, le piattare stanno a rassi, l'unita muzzica, che bello la tarantola. Muzzicato lo musso, musica e musica comincia cu, so braccio per braccio e poi mira bra, so pietto per pietto e poi mi cichie, to campo per campo e poi dire ma, do pero per pere mo se ne ve, na mo se ne ve, na mo se ne va, questa è la tarantola. Grazie. Yeah, mamma mia, che giovanotto! Non ha perso un colpo e non si è scordato in un paese. Ma sono dette antiche che non si sbagliano. Grande. Permettete un momento. Prego. Sapete che ogni giglio tiene un nome suo. E Mario un cielo sui Ponticella. A Ponticella 5 anni fa facettano 3 gigli. Che lo so, è un accanto a coppa oggi. Oggi gli roietti era un giglio di Mario. Un nome suo. Quando è là, caro so che raccomando, ma fa cose pazze, dice a te, ma io anche parcheggiato la macchina lì, si sa roba. Chi vuole che sa roba, si sta tutto quanto a stare a te. Ma no, che grande per